Festa grande all'Hotel Cavalieri Palace di Jesolo assieme all'AIA e all'amministrazione comunale per celebrare i 50 anni di fedeltà alla località della famiglia Marinov di Stoccarda che dal 1973 la sceglie per trascorrere le proprie vacanze, prima da soli e man mano che cresceva la famiglia anche con i figli e i nipoti. Una tradizione che non è mancata nemmeno in tempo di pandemia. Nel 2020, infatti, proprio loro sono stati i primi tedeschi a raggiungere Jesolo non appena erano decaduti i limiti agli spostamenti, divenendo così anche il simbolo della ripresa del turismo. Appena hanno potuto, appunto il 1° di giugno, quando era finito il lockdown, sono partiti, hanno preso i figli, i nipoti e sono venuti giù. E poi loro si sono resi conto, ma non hanno pensato al rischio, eccetera. Poi dei servizi televisivi sono stati interpellati da altri ospiti a casa loro, da altri amici eccetera, e hanno appunto detto che non c'era nessun pericolo e così si sono sentiti anche orgogliosi di questa scelta che hanno fatto di venire a suo tempo. Indubbiamente avere clienti che da 50 anni arrivano nella località è quello che ogni albergatore vorrebbe avere. Giustamente la professionalità paga e questa ne è la dimostrazione, a quella capacità insita caratteriale che i grandi albergatori hanno di saper fare ospitalità, di saper vendere la località e di saper acquisire il cliente coccolandolo come il cliente stesso desidera. Il motivo principale è stato questo albergo e loro si sono trovati a casa, la famiglia di Jesolo hanno amato sin dall'inizio, in quegli anni, la città, la strada, la passeggiata, dopo cena andavano sempre a farsi la passeggiata fino a Piazza Mazzini e c'era vita e questo gli è sempre molto piaciuto e l'hanno trovata una località interessante. La città è divenuta grande e continua a essere grande grazie all'amore e alla fedeltà dei nostri turisti, sia italiani che stranieri, e è stato probabilmente il modo in cui questa città ha affrontato e è riuscita anche a superare il momento difficile della sfida della pandemia e del Covid, ma questa fedeltà che dura 50 anni dimostra anche un'altra cosa, ovvero il grande valore, la grande capacità di fare impresa, di fare ricettività, di fare ospitalità dei nostri imprenditori, perché se un turista decide per 50 anni di frequentare sempre la stessa struttura alberghiera significa che lì si trova bene e lì ci sono degli imprenditori, dei lavoratori che fanno bene il loro mestiere e in questa maniera la città cresce.